di Luciano macina punti anche grazie al fattore chiave difensivo, solo 4 gol subiti nelle ultime 4. Non sarà una passeggiata per gli ospiti, il Palatezza è un vero e proprio fortino. Daudino Baggio per Roplot, gustiamoci questo Arzignano Miane. E con l'arrivo del Natale l'Arzignano organizza questa importante raccolta fondi, appoggia l'associazione Il Sorriso di Angela per portare gioia e sostegno alle famiglie in difficoltà. Matteus apre a sinistra, Zuccon centra con il destro, Zuccon presa in faccia, Gatto vicino da Gudedi, taglio sulla destra di Boris Milovanovic, di prima arriva Murador su questa palla precisa in cui non esce il portiere, ci arriva il bomber numero 9 Marco Murador, 1-0 al Palatezza, avanti il Miane, riceve Zuccon, cerca l'1-2 ma la consegna direttamente al Bucicchi che va in volata e il Bucicchi a lato di pochissimo. Iabre controllo, attende il pressing e quindi va via con l'1-2 che si chiude con Matteus. Iabre sulla destra, dentro, controllo di Castrati e poi deve solo appoggiare in porta, nemmeno un minuto, la pareggia subito l'Arzignano con il numero 15 Faiza Castrati. 1-1 al Palatezza. Zuccon, Castrati, controllo, si ferma, poi affronta Murador e passa anche su Milovanovic, mette a sedere l'avversario di fronte a Gatto che vuole Matteus. De Cristoforo apre il mancino, consegna a Milovanovic, quindi 3 contro 2. Milovanovic d'esterno per Ejcik col sinistro, appoggio su Bortolini che poi apre ma sbaglia col sinistro, quindi regala questo pallone a Zuccon che lo punta, se la sposta sul mancino. Zuccon in buca d'angolo, perfetto contropiede dell'Arzignano con Zuccon che sfrutta questa occasione, punta l'avversario, poi è lucido, davvero finalizzatore. Highlights di Roplot, le vostre migliori azioni, le vostre azioni personalizzate, i vostri spunti, le vostre idee, tutte quelle che esprimete in campo le potete rivedere, rivivere grazie alle mix card di Roplot. Trovate tutte le informazioni come sempre nel link in descrizione. Zuccon di fronte a Gatto, si salva il Miane che poi sul rimpallo fortunoso parte in contropiede sulla sinistra, l'uscita di Marzotto che appoggia su Marzotto, scende Matteus indietreggiando, Marzotto guarda lungo per Tumiatti, lo spiovente rimbalzo, Gatto ci mette la mano, poi sulla linea c'è il fischio, il direttore di gara che quindi sceglie di assegnare il gol all'Arzignano, un gol per 2 perché Marzotto rilancia, non si capisce se la sfiori di testa o meno Alberto Tumiatti. Udedi, Shabani che appoggia ancora il capitano che poi apre a destra, Milovanovic, il taglio di Ejcik, Milovanovic, gran parata e la respinta, arriva il numero 10 Adurim Shabani che deve solo appoggiare in porta, accorcia subito le distanze il Miane dopo 15 secondi. Udedi, Milovanovic, destra da Shabani che apre con il destro, può andare in mezzo, lì Strati apre a destra, 17-23 al termine, passa Matteus con il tunnel, Matteus tocco sotto, golasso del numero 7 Matteus, giocata personale da fuori classe, tunnel ai danni di Gudedi, poi di fronte al portiere lo scavino dolce. Matteus, Iabre scorre sulla laterale di sinistra, la palla direttamente a Zuccon che ha spazio per calciare, tiene basso questo pallone, rientra in campo con la cattiveria giusta, la determinazione l'Arzignano con i suoi uomini chiave Matteus e Zuccon, si porta avanti di 3. Leonardo Tumiatti, cercare Alberto Tumiatti, l'aggancio col mancino, scambiano il 5-9, 1-2 che si chiude, può partire sulla destra, Tumiatti, Gatto con il piede, e il Bucicchi letto alla perfezione da Matteus che fa ripartire sulla sinistra De Cristoforo con la punta, si insacca la sinistra della porta difesa da Mesfin Gatto, il gol del 6-2 Arzignano, personale quarto gol invece per Ciro De Cristoforo della sua stagione. Udedi a sinistra c'è Milovanovic, ancora Matteus sempre con le sue letture ad anticipare gli avversari, Matteus doppio passo, Matteus di fronte a Gatto, un altro tocco sotto, questa volta in palla arriva Gudedi, Shabani a destra, allunga, a sinistra Murador, servito il 9, il controllo, palo interno sul Matteus, gli apre in appoggio, il contromovimento di Tumiatti, la palla per il 5 a metà tra lui e Mesfin Gatto, lascia rimbalzare Gudedi, poi sul tentativo di Gatto di salvare questa palla volante, ci mette la punta il numero 5 Tumiatti, 7-2 Arzignano. Shabani appoggia Milovanovic, a destra Ejcik, bel tiro del 19 che a 35 secondi purtroppo serve solo per le statistiche, posta direzione di Matteus e vince anche oggi l'Arzignano, infallibile in casa. Deve sperare nel frattempo in un passo falso del Montello al palafranchetti di Mestre. Miane che resta in partita fino al 3-2 di Shabani, crolla però nel secondo tempo.